Amici dell'ascolto, un cordiale buonasera da Roy Repoli dalla Pala Barsacchi di Viareggio. Le immagini che vedete rappresentano la leva del pattinaggio artistico della sezione del Centro Giovani Calciatori, che ha fatto ingresso in pista con i giocatori bianconeri di Raffaele Biancucci, che ospitano qua il Follonica in una partita diciamo a Marcord con le prime squadre, quando qua ci sono stati incontri sicuramente ad alto livello per i playoff, quindi quelli erano sicuramente tempi mitici dell'hockey viareggino. Anche il Follonica fa ingresso in pista, vediamo quelle che sono le formazioni delle squadre. Il Follonica schiera con il numero 10 Marco Mugnaini, con il numero 23 Alessandro Grossi, con il 9 Francesco Margheriti, con il 5 Alberto Cabiddu, con l'8 Jacopo Mariotti, con il 4 Lorenzo Masini, con il 2 Filippo Galgani, con il 3 Adriano Maggi, con il 6 Claudio Bracali, con il 7 Edoardo Fabbri. Allenatore Franco Polverini, mentre il Centro Giovani Calciatori risponde con il numero 17 Pablo Gomez, con il numero 5 Niccolò Puccinelli, con il 9 Samuele Muglia, con il 95 Davide Palla, con l'11 Romeo Danna, con il 7 Liam Rosi, con il 29 Andrea Gemignani, con il 76 Andrea Balisteri, con il numero 4 Gioele Faraschi, con il numero 94 Emiliano Torre. L'allenatore è Raffaele Biancucci. I bianconeri sono privi ancora di Alex Raffaelli, che è alle prese con dei problemi muscolari. L'arbitro è il signor Roberto Toti di Salerno, l'arbitro ausiliare Massimo Nucifero di Viareggio. La settimana scorsa il Centro Giovani Calciatori ha vinto la stracittadina con la Pumas con il punteggio di 4-1, mentre il Follonica ha superato nel derby il Castiglione per 7-2, per una classifica che vede il Centro Giovani Calciatori in testa con 6 punti, mentre il Follonica ne ha 3. Intanto è già terminata una gara relativa al girone in cui fanno parte anche il Centro Giovani Calciatori di Follonica, ossia a Matera la Roller ha superato il Forte dei Marmi con il punteggio di 10-5, primo tempo 7-0, un Roller Matera quindi che si è subito riscattata dalla settimana scorsa, quando incappò in una sconfitta. Una squadra che ovviamente va affrontata con la dovuta cautela anche dalle formazioni del comprensorio versiliese, perché può giocare ovviamente dei brutti scherzi ai fini di una classifica finale. Il Centro Giovani Calciatori, come abbiamo già detto in più di una circostanza, punta ovviamente in alto al ritorno in Serie A1, però deve vedersela anche con le altre contendenti di questo torneo, anche queste proprio vicine della città stessa di Viareggio, sia la Rotellistica Camaiore e anche la Pumas di Mirko Bertolucci, che sicuramente con una nidiata di giovani piuttosto interessanti sta creando chiaramente un hockey che guarda in chiave futura. Attualmente deve sempre fare a meno del proprio capitano Marchetti, reduce purtroppo da un incidente in scooter, e anche la settimana scorsa non ha avuto a disposizione Cardella, quindi senza dubbio Mirko Bertolucci contro i bianconeri del CGC, che erano privi chiaramente come stasera di Alex Raffaelli, ha fatto a meno di 2 giocatori in una rosa sicuramente di cui alla lunga ne ha risentito, soprattutto per un discorso di cambi. Vediamo stasera se il Centro Giovani Calciatori riuscirà a consolidarsi in testa della classifica. Comunque l'allenatore Raffaele Biancucci, alla vigilia di questa partita, ha messo in guardia i suoi giocatori, proprio perché il Follonica è una squadra dove, ha dichiarato, ci sono dei ragazzi da guardare con estrema attenzione, e quindi chiaramente non sono ammesse distrazioni. Ne sono la dimostrazione che in determinate partite, appena viene abbassata la guardia,
da parte dei giocatori ne subiscono subito le conseguenze quando sono in pista. Ecco, tutto è pronto per poter dare il via di questa partita con il centro giovani calciatori che attende ancora il portiere Pablo Gomez, che finisce un attimino di sistemarsi prima di andare a difendere la porta bianconera. Vediamo Muglia in pista, Danna, Raffaelli e poi subito Nicolò Puccinelli in questo quintetto iniziale, mentre il Follonica schiera il portiere Mugnaini e poi il proprio capitano che è Jacopo Mariotti, poi c'è il numero 3 Maggi, il numero 9 che è Margheriti. Intanto c'è il contropiede dei bianconeri proprio con Puccinelli che va alla conclusione al volo, e poi Jacopo Mariotti, l'altro che completa il quintetto degli azzurri del Follonica. La partita, come avete visto, ha preso subito il via con gli ospiti che manovrano la pallina a centropista con Gabidou, giocatore interessante di questa squadra. Tanto c'è un Muglia che aveva toccato Margheriti, era andato a terra, l'arbitro ha fatto proseguire, recupera la pallina subito Puccinelli dietro la sua porta, fa tutto da solo, viene in avanti. Per il centro giovani l'assenza di Alex Raffaelli è un'assenza sicuramente pesante, perché è un giocatore dotato di un tiro forte e preciso da fuori area, e in determinate circostanze, in determinate partite questa è una soluzione che serve per poter sicuramente avere la meglio sugli avversari. C'è stata una mischia proprio di fronte al portiere del Follonica che in qualche modo è riuscito a metterci una pezza. Ora troppo lungo il servizio di Jacopo Mariotti per un compagno di squadra, esattamente Gabidou, che ha dovuto lottare per cercare di recuperare la pallina, ma invece è Muglia che è molto bravo in fase difensiva, è andato a prendersi la sfera, portata in avanti Danna, Rosi, Muglia ancora che viene incontro ai propri compagni. Danna cerca un affondo personale, ma il Follonica non gli dà la possibilità di avere un varco per poter effettuare la conclusione. Ora Muglia gira su se stesso, aggira poi la porta del Follonica, ha lasciato partire un tiro da dietro che ha sfiorato di poco il palo della traversa. Con forza il Follonica recupera una pallina a centropista con Gabidou, poi il capitano Mariotti serve subito Margheriti, ma è subito la squadra di Biancucci che recupera la sfera, la porta subito in avanti Puccinelli, scambia con il bomber Samuele Muglia, ancora Puccinelli, Liam Rosi tenta l'affondo personale, il giocatore che realizzò sabato scorso alla palestra Dorando Pietri del Varignano contro la Pumas, un gol davvero molto bello in acrobazia quasi da terra. Ora ha tentato di girarsi Gabidou per portare il tiro, ha perso la pallina, con caparbietà l'ha recuperata, poi va a lottare Margheriti con Puccinelli che ha avuto la meglio nella circostanza, viene in avanti ancora 0-0 quando sono trascorsi appena 4 minuti e 40 secondi dall'inizio di questa partita tra il CDC del Follonica, valevole per il campionato di Serie A2 di hockey su pista. Dribbla due avversari, Muglia quando arriva tu per tu del portiere scivola, non riesce a tirare e quindi la squadra maremmana riesce a salvarsi, in qualche modo va a terra però caricato in modo falloso un giocatore proprio ospite, e l'arbitro interviene per fischiare il primo fallo di squadra al centro giovane. Era stato Alberto Gabidou a subire il fallo, ha scambiato corto con un compagno di squadra, esattamente Margheriti. È la volta poi di Maggi, Gabidou
il pressing di Liam Rosi, riesce in qualche modo ad avere la meglio il giocatore del Follonica. Attenzione perché si porta in zona tiro, è bravo Gomez a chiudere lo specchio della porta. Ora c'è Muglia che va tutto da solo dalla sua area, è arrivato in avanti e sblocca il risultato al 20:50 per l'1-0 a favore del chiudere lo specchio della porta. Ora c'è Muglia che va tutto da solo dalla sua, ha fatto tutto da solo, è partito dalla sua area e in un'azione si è portato a tu per tu del portiere avversario e al 23 al 22 diciamo e 50 ha sbloccato il risultato per l'1-0, era al 20:50 come avevamo detto noi, il gol siglato da Samuele Muglia per l'1-0 a favore del Centro Giovani Calciatori, che ora tenta di rivenire subito in avanti il Follonica. Non è arrivato Mariotti all'appuntamento per colpire pulita la pallina, anche perché c'è la Danna che lo ha disturbato. 1-1 come falli di squadra tra il Centro Giovani ed il Follonica, mentre invece sono i bianconeri di Raffaele Biancucci a condurre momentaneamente. C'è l'intervento del direttore di gara, c'è Biancucci che allarga le braccia, probabilmente non era d'accordo. Mima che ha visto una gomitata da parte dell'avversario, però l'arbitro ha fischiato. Pulcinelli aveva intercettato una pallina, ha tentato un palleggio, un giocatore del Follonica gliela tolta, però lui con capo arbitrale l'ha riconquistata. Danna la voleva dare nuovamente a Pulcinelli, poi in qualche modo è stato Muglia a prendere la pallina, la dà Danna, Muglia ancora per Romeo, Danna, la conclusione in diagonale, il portiere devia e quindi alza la pallina esattamente Grossi che è in porta. Ha toccato la pallina, c'è il time out chiesto dal Centro Giovani Calciatori sul punteggio di 1-0 a favore proprio dei bianconeri, che con il solito Samuele Muglia ha sbloccato il risultato. Il bomber bianconero sicuramente pedina importante, come tutto il resto della squadra, ovviamente, che lo mette nella condizione di poter avere a disposizione delle palline giocabili nell'occasione del gol del vantaggio. Però ha fatto tutto da solo, partendo dalla propria area e portandosi a tu per tu del portiere Grossi, e lo ha battuto con una conclusione ravvicinata forte. C'è un ingaggio a due nell'area del Follonica che si appresta a effettuare una prima sostituzione. Vediamo un giocatore già pronto accanto all'allenatore Franco Polverini. Muglia Rosi, ancora Samuele Muglia, il tiro, in qualche modo la pallina viene toccata dal portiere, quindi riesce a liberarla. Tanto siamo a 18 minuti dalla conclusione del primo tempo. 1-0 il vantaggio bianconero, frutto del gol di Samuele Muglia, che viene lanciato da Danna. Ora cerca una cosa un po' troppo proibitiva di autolanciarsi avendo un giocatore davanti, che però gli ha ostruito dopo parte del
passaggio e quindi non è riuscito a concludere quello che lui voleva. Rosi e Danna sono ripartiti dall'angolo, cioè Rosi si gira, molto bella anche questa azione di Liam, che è in una fase di grazia, di questa fase appunto del campionato, e quindi sopperisce anche all'assenza di Alex Raffaelli, cercando di rimanere in pista con un minutaggio davvero elevato. Tanto fino a questo momento l'allenatore Raffaele Biancucci ha mantenuto il solito quintetto che ha iniziato la partita, come pure anche Franco Polverini del Follonica, anche se come detto c'è già intanto cerca un alza e schiaccia da posizione proibitiva Adriano Maggi, con la pallina che si è alzata sulla traversa della porta di Gomez, pronto ad entrare per il centro giovani calciatori Andrea Gemignani, giocatore di esperienza, di spogliatoio, pedina importante nell'organico bianconero. Con la sua grinta in pista, non arrendendosi mai, lottando su tutte le palline. Ora c'è il portiere Gomez che ha fermato con la racchetta Margheriti, però l'arbitro ha giudicato irregolare questo intervento. Margheriti e Muglia, lo pressa dal dietro, va a terra il giocatore del Follonica e il centro subisce il secondo fallo di squadra, anche il Follonica ne ha 2. Gabiddu perde la pallina, Muglia tenta una conclusione al volo, ci prova la Danna, però viene stoppata da un giocatore del Follonica. La pallina, c'è il tiro molto alto e potente di Margheriti, che ora gira su se stesso, però c'ha Danna dietro e non gli ha dato la possibilità di tirare. Bracali per Gabiddu, manda in avanti, inganna con una finta di corpo Rosi e quindi Gabiddu alla meglio in questa circostanza riesce a servire un avversario. Vanno a terra sia Gabiddu che Rosi, si rialzano, Muglia di forza supera un avversario da Danna e c'è Puccinelli che al volo porta il centro giovani calciatori in vantaggio sul 2-0 al 15:43. Un avversario da Danna e c'è Puccinelli che al volo per il 2-0. Intanto esce proprio Puccinelli ed entra Gemignani. Muglia e Danna hanno perfezionato un assist al bacio per Nicolò Puccinelli, che ha depositato la pallina alle spalle di Alessandro Grossi e il centro giovani calciatori quindi conduce per 2-0 quando mancano 15 minuti e 22 secondi alla conclusione del primo tempo. Ora tenta una reazione Bracali e c'è intanto Danna che è servito da Muglia, porta a 3 il punteggio per il CGC e siamo al 14:53. C'era stata una possibilità di reazione del Follonica che chiede con il suo allenatore Franco Polverini un time out, però la forza tecnica del
centro giovani è venuta fuori e con Muglia e Danna è stato perfezionato il 3-0 a favore della squadra di Raffaele Biancucci. Time out dove cercano di riordinare le idee. E si riparte con la pallina a centropista di Filippo Galgani, che è entrato anche lui in pista in questa fase della gara a 14 minuti e 40 secondi dalla conclusione del primo tempo. Attenzione perché il Follonica si è portata pericolosamente nell'area del centro giovani, che in qualche modo è riuscita a venirne fuori con Gemignani, Muglia, Liam Rosi, chiamando in causa Romeo Danna, Muglia ancora, Danna, Danna, tiro che si alza, la pallina sulla traversa della porta difesa da Grossi e quindi interviene il signor Roberto Toti di Salerno per comandare la ripresa del gioco da parte del Follonica. Che non viene mai messo nella condizione dai giocatori del CGC di andare al tiro in modo pulito, e così per il momento la porta di Pablo Gomez rimane inviolata. Danna è riuscito a mettere una pallina al centro dell'area del Follonica, però nessuno dei suoi compagni è riuscito ad intercettare il tiro fuori da parte di Galgani, la risposta a mano aperta di Gomez. Danna riceve da Muglia, da questi a Rosi, lateralmente, ancora Danna, dietro la porta ospite c'è Muglia che realizza davvero un grande gol con un'alza e schiaccia dal dietro, poi saluta lui al 12:36. Ospite c'è Muglia che realizza davvero un gesto tecnico, gli è piaciuto anche a lui questo gol, come ovviamente ai supporters bianconeri. Giocatore che in A2, se gioca con la testa giusta, fa la differenza. Romeo Danna, non a caso anche ora era andata al tiro al volo Danna, ancora c'è rigore conquistato da Muglia, che al momento della conclusione si è visto fermare con il pattino, ma lui al tiro quando siamo al 12:12. Muglia contro il portiere Alessandro Grossi, siamo a 12 minuti e 12 secondi dalla conclusione del primo tempo, il punteggio è di 4-0 a favore del Centro Giovani. Muglia è pronto al tiro, il portiere respinge
e Muglia però mette dentro in seconda battuta per il 5-0. Il tiro, il portiere respinge e quindi Muglia, autore di una tripletta fino a questo momento, con Danna e Puccinelli gli autori degli altri gol viareggini. Muglia che è uscito fuori a prendere una boccata di ossigeno ed è ritornato in pista Niccolò Puccinelli, centro giovane concentrato, anche se chiaramente il divario tecnico è emerso che c'è tra il CGC e il Follonica, formazione costituita da diversi giovani. Danna che non è riuscito ora nella deviazione a tu per tu con il portiere Grossi. Rosi, Gemignani, tiro al volo di Puccinelli, la pallina si è alzata, l'ha recuperata la squadra ospite che prova ad andare al tiro con Galgani. C'è ora un rigore per il Follonica. È stata giudicata che la pallina è stata stoppata alta, insomma l'arbitro Roberto Totti di Salerno concede un rigore al Follonica al 10:43. Quindi l'arbitro è andato a dare delle spiegazioni all'allenatore Raffaele Biancucci. Al tiro Bracali contro Pablo Gomez. Con questo rigore la pallina si alza, quindi il Follonica non ha approfittato di questo penalty assegnato dall'arbitro. Puccinelli aveva dribblato un avversario, poi a tu per tu del portiere non è riuscito ad infilare la pallina alle sue spalle. Gemignani in profondità da Danna a Puccinelli. Intanto sentite in sottofondo il tamburo che scandisce il ritmo accompagnato dal battito di mani dai supporters viareggini per sostenere i bianconeri che a 9 minuti e 47 secondi dalla conclusione del primo tempo sono in vantaggio 5-0 al Pala Barzacchi contro il Follonica, che ha sprecato pochi attimi fa un tiro di rigore, mentre Muglia in seconda battuta, dopo la respinta del portiere, è riuscito a far gol. Danna per Puccinelli, era stato bravo anche in questo caso a eludere la sorveglianza di un difensore del Follonica, e poi il portiere gli ha ostacolato la possibilità di colpire la pallina in modo pulito, e quindi si è salvato il Follonica in questa circostanza. Fabbri, apertura laterale per Margheriti, Puccinelli, Rosi, Danna, Gemignani. Rosi, intanto è pronto Muglia a rientrare
in pista quando mancano 8 minuti alla conclusione del primo tempo. Danna Liam Rossi, il tiro da lontano viene smorzato dalla racchetta di Fabbri e quindi il Follonica riconquista la pallina. Tiro da fuori, respinge Gomez, non è riuscito Fabbri ad approfittare della corta respinta. Dalla parte opposta Liam Rossi si fa anticipare dal portiere Alessandro Grossi, però con grande caparbietà cerca di mantenere il possesso della pallina, subisce fallo, va a terra per il fallo per il Follonica. Gemignani, Muglia che è rientrato in pista, è uscito Danna in questo frangente. Il tiro di Gemignani in qualche modo riesce Grossi a respingere la pallina. Danna ancora, era Muglia che non ha superato un avversario. Gemignani però il centro ritorna subito in possesso della pallina. Muglia manda in avanti Rossi che tenta un dribbling con l'avversario, però guadagna la pallina. Muglia anche qui la alza, tenta una conclusione acrobatica di quelle che piacciono a lui e c'è il blu a Gemignani. A 7 minuti e 18 secondi dalla fine del primo tempo. Tiro diretto a favore del Follonica che è sotto 5-0. Maggi al tiro, però viene respinto da Gomez che secondo l'arbitro Roberto Toti di Salerno si è mosso prima e allora viene cambiato l'autore del tiro e questa volta va Margheriti. L'arbitro ha fischiato, ha comandato la possibilità, però Margheriti mette al lato. Quindi anche in questo caso, come nel rigore precedente, il Follonica non è riuscito ad approfittare della situazione che si era creata per poter quantomeno segnare. Da Rossi a Muglia la pallina, Pulcinelli, in avanti il portiere del Follonica in qualche modo ha respinto, è venuto fuori, riguadagnando la pallina la squadra ospite cerca ora di portarsi a ridosso dell'area del centro giovani. 6 minuti alla conclusione del primo tempo, 5-0 il punteggio a favore dei bianconeri di Raffaele Biancucci. Pallina che arriva nei pressi di Bracali, poi scambia con Margheriti, ha tirato, respinge Gomez. Ora attenzione perché il Follonica è ancora lì, cicca la sfera Fabbri, era solo in pratica tu per tu del portiere Viareggino. Ora tentano il tutto per tutto i giocatori del Follonica per poter trovare il gol
un fraseggio che comunque non porta pericolosità e frutti alla squadra di Franco Polverini, perché anche in questo caso avete visto che il portiere Gomez è uscito chiudendo ogni varco. Pallina in profondità per Nicolò Puccinelli, che con una serie di finte cerca di mettere fuori causa gli avversari. Da Gimignani indietro a Rosi, nuovamente la sfera in avanti portata da Muglia, che voleva servire Puccinelli, non c'è riuscito. Con grande caparbietà ha recuperato una pallina Puccinelli, serve Gimignani che va al tiro, deviata la sfera, si riparte con un ingaggio a 2 nell'area del Follonica quando mancano 4 minuti e 52 secondi alla conclusione del primo tempo. L'arbitro dice che fischia lui, facendo osservare la dovuta distanza, e quindi comanda la ripresa del gioco in questo istante. Follonica conquista la pallina, viene in avanti subito smistandola a ridosso del portiere Gomez. Ora era stato bravo, dobbiamo dire, Margheriti, che pur prestato da 2 giocatori del Viareggio era riuscito a tirare, ma Gomez ancora una volta molto attento, come attento è stato Alessandro Grossi. Ora c'è un cartellino blu nei confronti di Puccinelli, l'arbitro ha subito fischiato, ha subito estratto il blu e ora va al tiro Cabiddu, però bisogna attendere perché c'è il time out chiesto dal Follonica. Blu anche a Puccinelli dopo a Gimignani. Il punteggio è di 5-0 con 3 gol di Samuele Muglia, Puccinelli e Danna, mentre c'è stato un rigore alto per il Follonica, un tiro al lato su blu di Gimignani, sempre degli ospiti, e ora c'è un blu a Puccinelli. Vediamo chi sarà il giocatore che si incaricherà di tirare. Va sulla pallina Cabiddu. Gomez, portiere della CDC, parla con l'arbitro Roberto Toti di Salerno, l'arbitro ausiliare è Massimo Nucifero di Viareggio. Al tiro Cabiddu e fa gol. Tiro secco per il 5-1. Di Viareggio. Al tiro Cabiddu e fa gol con l'ausilio della nostra regia. Muglia si porta subito in avanti, Gimignani Rosi, da questi ancora Gimignani per Danna, però il portiere Grossi in qualche modo neutralizza. L'avete visto, Muglia aveva tentato una conclusione, però la pallina era stata respinta dai giocatori del Follonica. Ora Muglia serve Rosi, attenzione, tira però centrale ma c'è rigore. L'arbitro da una parte e dall'altra è sempre lì presente, attento, e ora
a 3,54 dalla conclusione del primo tempo, rigore anche per il CGC, Muglia al tiro. Punteggio 5-1 per i bianconeri di Raffaele Biancucci. Samuele Muglia contro Alessandro Grossi per questo rigore. Si è mosso il portiere e si ripete. Il portiere si è mosso, l'arbitro probabilmente ha aspettato se Muglia avesse fatto il gol, così non è stato e quindi si ripete tutto. L'arbitro è Roberto Toti di Salerno, lo ricordo ancora. Siamo a 3 minuti e 54 secondi dalla conclusione del primo tempo. Muglia, vediamo se tenta la conclusione secca. Vediamo. E la pallina si alza. La pallina si alza, quindi il punteggio rimane sul 5-1. Ci prova ancora il centro con Danna, però perde la pallina, la riconquista la squadra bianconera. Danna, Rosi, Gemignani che si è spostato dalla parte opposta. Ancora Rosi a fondo del numero 7 bianconero che poi va dietro la porta del Follonica. Viene toccato fallosamente, l'arbitro interviene per il quarto fallo di squadra per il Follonica. Fa allontanare 2 giocatori in maglia blu per consentire al CDC di battere. Muglia porta a giro la pallina con 2 avversari che lo braccano. Rosi, troppo forte il passaggio per Danna e quindi il Follonica torna in possesso della pallina senza però riuscire al momento sul pressing bianconero di portarsi nella zona dell'area vicina alla porta di Pablo Gomez. Lo fa ora con il numero 7 Fabbri, però non è riuscito ad andare al tiro. L'arbitro fischia, Gemignani discute con lui per chiedere una spiegazione. Ci avviciniamo ormai verso la fase conclusiva del primo tempo, che vede il punteggio di 5-1 a favore del Centro Giovani. Attenzione perché ora l'arbitro interviene, c'era stato il numero 9 Margheriti che era scivolato giù, però per l'arbitro è risultato tutto regolare e quindi si continua. Gemignani si porta al tiro, sbaglia però la mira con la pallina che è andata al lato. Recupera Gemignani su Fabbri che poi lo fa sbilanciare e va a terra, si rialza subito Gemignani, pallina per Liam Rosi, in qualche modo si è salvata seppur in affanno la difesa del Follonica. Siamo nel giro del cronometro con gli ultimi secondi di questo primo tempo, con Muglia che attacca però fermato nell'angolo da 3
giocatori del Follonica che poi vengono in avanti con Mariotti, tiro forte da fuori, a mano aperta Gomez respinge la pallina. Muglia che ha servito Rosi, a sua volta Gemignani, poi Muglia, Romeo Danna, 17 secondi, il centro vuole mantenere possesso della pallina, Gemignani tira, respinge il portiere, ci prova anche Danna, la conclusione respinta da un giocatore del Follonica, che poi vanno al tiro con Fabbri, ma la conclusione viene neutralizzata con il pattino dal portiere Pablo Gomez. Finisce il primo tempo 5-1 a favore del Viareggio, 3 reti di Danna, una di Pulcinelli, l'altra rete del Follonica è realizzata da Cabiddu su tiro diretto. Grazie per la cortese attenzione, a risentirci per il secondo tempo.
Amici all'ascolto, un cordiale buonasera ancora da Roy Lepore per il secondo tempo qua dal Palabarzacchi tra il Centro Giovani Calciatori ed il Follonica. Parziale, come vedete anche dalla sovraimpressione della nostra regia, è di 5-1 a favore dei bianconeri di Raffaele Biancucci, che alla vigilia di questa partita erano in testa insieme con la rotellistica Camaiore a 6 punti. Secondo tempo che parte con Muglia subito al tiro, costringendo il portiere Grossi ad una respinta. Il Follonica, che ha trovato la rete sugli sviluppi di un tiro diretto con Cabiddu. C'era stato poi un rigore non sfruttato dal Centro Giovani con Muglia, un altro stesso con il Follonica, come pure un altro tiro diretto che è andato alto, sempre del Follonica. Muglia, gol, ed è bello anche questo gol servito da Puccinelli. Muglia, gol, ed è bello anche questo gol alla porta difesa da portiere Grossi. Muglia per il 6-1 e per la quarta rete personale del bomber viareggino. Puccinelli, Danna Rosi, ha riproposto mister Biancucci, il solito quintetto con il quale aveva iniziato l'incontro. Follonica, ricordiamo che formazione giovane con alcuni ragazzi interessanti, aveva vinto il derby la settimana scorsa 7-2 con il Castiglione, mentre il Centro Giovani Calciatori aveva avuto la meglio sulla Pumas per 4-1. Pumas che nel parziale a questo punto della gara è in vantaggio sulla rotellistica Camaiore, che alla vigilia di questa partita era in testa con il CGC. Lo dicevamo proprio all'inizio della partita, poi non sappiamo come finirà questa gara, però pur senza Marchetti, il suo capitano, i ragazzi di Mirko Bertolucci sono una squadra sicuramente da prendere con le molle, come si dice, perché possono essere la mina vagante di questo campionato. Tanto era uscito sconfitto da Matera 10-5 il Forte dei Marmi. Rosi si è alzata la pallina sulla traversa della porta di Grossi. Forte dei Marmi di Roger Molina, che aveva avuto la meglio la settimana scorsa andando a vincere a Sarzana. Muglia non trova questa volta la possibilità per concludere. Rosi ha cercato Puccinelli, però c'era stato probabilmente la pallina toccata con il pattino da parte del giocatore bianconero. Cabiddu, poi in avanti adesso è Masini per il Follonica, ma viene fermato. Muglia cercava di indirizzare la sfera per Puccinelli, però centropista l'ha persa. La respinta molto efficace del portiere Gomez sul tiro centrale però di Cabiddu, tra i più intraprendenti della sua squadra, il numero 5 del Follonica, che ha scambiato con Masini. Maggi, davanti a lui Puccinelli, ora va a terra con una spinta Cabiddu,
che viene invitato ad alzarsi dall'arbitro blu Acabiddu, che aveva protestato secondo il direttore di gara, accentuando la caduta. Una protesta che gli è valsa il cartellino blu da parte dell'arbitro Roberto Toti di Salerno, che ora ha qualcosa da dire anche all'allenatore Franco Polverini, che probabilmente non era d'accordo su questa decisione. Anche un altro tesserato del Follonica viene redarguito dal direttore di gara. C'è Muglia che va alla conclusione su questo tiro diretto quando siamo al 21:19. Muglia che alza la pallina, però la mette fuori, alta sulla traversa. Il Follonica ora è in inferiorità numerica, con giocatore fuori che si è beccato il cartellino blu. Puccinelli, Danna, Muglia ancora al tiro, respinge il portiere Danna. Muglia in superiorità numerica, realizza il gol Samuele Muglia al 20:30, in superiorità numerica, realizza il gol 7-1. Cinque gol di Muglia, di Danna e di Puccinelli, gli altri gol. Muglia 5 gol, ora tenta la conclusione Margheriti, si è alzata la pallina Maggi porta avanti la sfera per Masini, Puccinelli gliela soffia, Muglia, Rosi, Muglia ancora, Danna e ancora Muglia mette dentro su assist di Romeo Danna e ancora Muglia mette dentro. Centro giovani calciatori al 19:13, 6 gol di Muglia, di Danna e di Puccinelli. Le altre reti per il CGC di Cabiddu per il Follonica. Ora dovrebbe
arrivare il momento di Balistrieri. Il momento di Balistrieri che si sta riscaldando. C'è un intervento del direttore di gara. Sei reti al momento del bomber bianconero. Ricordiamo che nell'anno della 2 dove il CGC non andò in A1 per il Matera, che poi si ritirò dal campionato, fece 62 gol nella stagione. Quindi è un giocatore che per questa categoria sicuramente fa la differenza e si era già visto in Coppa Italia nei quarti di finale e poi si sta vedendo adesso. Tanto è ritornato in pista Gemignani che serve Rosi ed è entrato anche Balistrieri, come avevo anticipato. Probabilmente ci sarà spazio anche per qualche altro dei ragazzi che sono in panchina, come Davide Palla e Gioele Falaschi, che anche nell'ultima partita giocata qua al Pala Barzacchi entrarono. Danna tenta l'affondo, Balistrieri messo nella condizione e ora c'è una volée di Andrea Gemignani, soprannominato Gassino, che è andato di pochissimo fuori dallo specchio della porta, difesa da Alessandro Grossi. Follonica che ce la sta mettendo tutta per controbattere il CGC. E ora c'è il gol di Balistrieri, ma l'assist è stato di Gemignani. Balistrieri che va al gol, il CGC. E ora c'è il gol di Balistrieri, ma per il 9-1. Mariotti. Gol del numero 2 Galgani, che gol del numero superato con un pallonetto il portiere del CGC Pablo Gomez, quindi 9-2. Rosi cerca Balistrieri di farsi vedere ancora, ma Rosi tira, la pallina si alza, va addirittura fuori dalla pista del Pala Barzacchi e viene recuperata prontamente da un ragazzino che è tra i tifosi sugli spalti della tribuna centrale del Pala Barzacchi.
Attendiamo che arrivi la pallina, anche l'arbitro Roberto Toti fischia, casomai ne richiede una dal tavolo dei cronometristi. Vediamo nel frattempo che c'è un time out chiesto dal centro giovani calciatori in questa circostanza. Tanto Danna ha cercato di rincuorare il portiere Alessandro Grossi, che chiaramente non ha responsabilità sui gol che ha subito, perché gli sono arrivati proprio davanti a lui giocatori del CDC. Alcuni poi di queste reti sono state fatte davvero in modo ottimale. Tanto la pallina è stata recuperata, quindi si riparte quando siamo a 15 minuti e 23 secondi dalla conclusione della gara. Rosi con diagonale, però la sfera è stata ribattuta dai giocatori del Follonica, che l'hanno recuperata, come in questo frangente vengono in avanti con Fabbri già nella metà pista del CGC, la giovane formazione di Franco Polverini. Galgani insieme a Cabiddu hanno avuto la soddisfazione di superare un portiere dell'esperienza e della bravura di Pablo Gomez. Cabiddu su tiro diretto, mentre invece Galgani con un pallonetto dal dietro che ha superato la schiena del portierone bianconero. Rosi intanto è prossima ad entrare anche Davide Palla per il centro giovani. Si sta riscaldando dietro la panchina viareggina. Rosi per Danna e riparte la manovra del CGC, ora con Gemignani che ha tentato una deviazione però debole nell'occasione, e il portiere Grossi è riuscito a respingergli la pallina. Gemignani viene avanti da solo, riserve Balistreri che supera un avversario, gli ricede la pallina. Gli altri compagni non hanno seguito l'azione. Danna si fa vedere lateralmente. Gemignani servito, va al tiro, il portiere respinge, però con grande caparbietà Gemignani è andato sulla pallina, poi va in contatto con l'avversario, è andato a terra, si è prontamente rialzato. Mariotti con Muglia che nel frattempo è rientrato in pista. Mariotti gli chiede la pallina Galgani, però viene servito invece Masini che va giù con contatto fisico con Gemignani. 5 pari sono i falli di squadra tra il CGC e il Follonica, mentre come vedete dalla nostra sovraimpressione il risultato è di 9-2.
per i bianconeri di Raffaele Biancucci a 12 minuti e 28 secondi dalla conclusione della partita. Fabbri, laterale la sfera per l'autore del secondo gol del Follonica, Galgani, poi Muglia recupera la pallina, la difende, pressato da Mariotti a balaustra, sesto fallo di squadra per il Follonica. Viene invitato dall'arbitro ad allontanarsi un giocatore ospite. Muglia con l'aiuto della balaustra cercava di venire via, però ha subito un fallo con conseguente cartellino blu per Galgani e quindi altro tiro diretto per il CGC. Danna al tiro. Romeo Danna che aveva segnato il gol del 3-0 nel primo tempo. E ora un alza e schiaccia che però va fuori. Ed è arrivato ora però il gol di Romeo per il 10-2 all'11:31. Ed è arrivato ora però il gol di Romeo. Il punteggio per il CGC, Danna autore di una doppietta, gli altri gol di Puccinelli e Balisteri e 6 gol di Muglia, mentre invece per il Follonica Cabiddu e Galgani che è fuori. 10-2 è il risultato a favore del CGC. Siamo a 11 minuti dalla conclusione della partita. Tenta ora il Follonica di poter impensierire il portiere Gomez in qualche modo. Ora tentato una volée. È in pista anche Gioele Falaschi per il centro giovani calciatori, quindi spazio anche per questi ragazzi. Gemignani ha tentato un diagonale, c'è il time out del Follonica e ora è arrivato il momento anche di Davide Palla con il numero 95 insieme a Rosi, a Muglia e Gemignani, oltre il portiere Pablo Gomez, che però ha lasciato il posto a Emiliano Torre. Emiliano Torre in porta. Siamo a 10 minuti e 13 secondi dalla conclusione di questa partita, il punteggio è di 10-2 ed è giusto ovviamente che l'allenatore Raffaele Biancucci
abbia dato lo spazio doveroso a tutti gli altri giocatori che compongono la rosa bianconera. Ricordiamo che manca Alex Raffaelli, tanto c'è già il primo intervento positivo di Emiliano Torre, che chiaramente non deve essere scoperto stasera del suo valore. Muglia che cerca ora anche qualcosa di più dalla normalità nel suo gioco, proprio perché vuole regalare alla platea e ai suoi tifosi anche qualche chicca nelle esecuzioni. Un paio di queste le ha fatte vedere. Eccolo, palla in azione, il numero 95, e Muglia tentava una volée dal dietro, davvero bella anche questa esecuzione. Gemignani, Rosi, con Gemignani con l'aiuto della sponda cerca di controllare la pallina, va a terra nel frattempo Cabiddu. 8 minuti e 49 secondi alla conclusione della partita, che è chiaro che a questo punto qui non ha più nulla da dire, se non per chi insegue il proprio nome sul tabellino dei marcatori, per completare quelle che sono state fino a questo momento le esecuzioni che hanno visto 6 gol di Muglia, 2 di Danna, poi Puccinelli e Ballisteri. Oltre chiaramente il gol di Puccinelli del 2-0. Baracali riesce a guadagnare una ripresa del gioco nell'angolino dell'area bianconera. Muglia con palla, poi Gemignani che viene incontro, palla che si gira davvero molto bene e poi lascia partire un tiro, ma involontariamente mette giù anche un avversario. Margheriti, tanto la Pumas ha superato la rotellistica Camaiore per 4-2 e quindi il centro giovani calciatori rimane solo in testa della classifica. Mancano 6 minuti e 34 secondi alla conclusione di questa gara, il punteggio è di 10-2, quindi insomma a questo punto qui sembra abbastanza acquisite. C'è un altro gol di Muglia, 7° gol personale del Bomber per l'11ª rete a favore del CGC.
11-2 il punteggio, Di Muglia alla 6,26. Undicesimo gol del centro giovani, con Samuele Muglia che ne ha realizzati 7, 2 Danna, 1 Puccinelli e 1 Balistreri. Cabiddu, siamo a 5 minuti e 20 secondi dalla conclusione della partita. Maggi, fermato da Gemignani, che lancia Samuele Muglia, che tenta di dribblare il portiere Grossi. Però non c'è riuscito. Alza da pochi passi la sfera Claudio Bracali. Ora Rosi mette giù il numero 5 Cabiddu ed è rigore per il Follonica a 4 minuti e 41 secondi dalla conclusione. Sul dischetto è andato il numero 9 Margheriti e il portiere Gomez respinge. Quindi il punteggio rimane invariato sull'11-2. Rosi, Gemignani, Rosi ancora, voleva dare la pallina a Gemignani però l'ha persa ed è andato a recuperarla, però è andato anche giù, spinto dal dietro da un giocatore del Follonica, esattamente Cabiddu. L'arbitro dice si riprende il gioco quando fischio io, invitando Cabiddu ad allontanarsi. Balistreri per palla, Balistreri gli soffiano la pallina e c'è rigore per il CGC. Comunque c'è da dire che questo arbitro Roberto Toti tra rigori e tiri diretti ne ha dati davvero ad iosa, come diciamo in questi termini. Rigore per il CGC, guardiamo chi andrà a tirarlo. Siamo a 3 minuti e 36 secondi dalla conclusione della partita. Partita infinita, perché in questo secondo tempo sicuramente non finisce. Spezzettata dall'arbitro Roberto Toti. Ora vediamo se chi andrà a tirare questo rigore, se Balistreri, che se l'è procurato, che ha realizzato già il gol del 9-1, e va lui, sì, sulla pallina.
Vediamo se riuscirà a sfruttare questa opportunità, e la sfrutta alla grande, fa gol per il 12-2. Riuscirà a sfruttare questa opportunità e la sfrutta. Autore di una doppietta anche Andrea Balisteri, gol anche di Gemignani al 3-27. Andrea Balisteri, gol anche di Gemignani. Era stato bravo nella circostanza Maggi a trovarsi uno spazio per la conclusione, poi è stato anche sfortunato, va detto. Balistrelli adesso viene fermato, parte Fabbri dalla sua area, poi conclude alto Bracali. Siamo a 2 minuti dalla conclusione della gara, 13-2 è il punteggio a favore del CGC. Va detto che Emiliano Torre è riuscito a mantenere la porta inviolata da quando è entrato. Puccinelli ha provato, tanto recupera palla, azione della Falaschi nella circostanza. Puccinelli tira, in qualche modo il portiere Grossi ci mette una pezza, aggancia male Bracali, dietro di lui è pressato da Balistreri e quindi c'è l'8º fallo di squadra per il Centro Giovani, 7 per il Follonica. Riconquista la pallina la squadra bianconera con Balistreri, poi Follonica però che non si dà per vinta con Margheriti, va al tiro anche se la sfera viene toccata e si alza, esce Gemignani e rientra un altro dei ragazzi, Davide Palla. Un minuto e 11 secondi a concludere questa partita. Baracali, 7 le reti di Muglia, doppiette per Balistrieri e Danna, gol per Puccinelli e per Gemignani per il Centro Giovani Calciatori, mentre di Cabiddu, e l'altro gol per quanto riguarda la squadra del Follonica è di Galgani. Ormai ci avviciniamo proprio nel finale della partita, siamo
a 29 secondi, 25, Pulcinelli larga la pallina per Palla che non è riuscita a raggiungere, ora il Follonica viene avanti, tenta proprio di trovare almeno un terzo gol, ma Gomez glielo nega e c'è il gol anche di Palla con un pallonetto al bacio, Gomez glielo nega e c'è il gol anche del giovanissimo Davide Palla. Palla con il pallonetto sembra un gioco di parole, Palla con il pallonetto ha fatto il 14° gol per il Centro Giovani Calciatori e finisce qui la partita. 14-2 il punteggio finale a favore del Centro Giovani Calciatori, una partita che aveva visto il primo tempo chiudersi 5-1 a favore dei ragazzi di Raffaele Biancucci, che hanno interpretato al meglio questa gara, ma onestamente il divario tecnico tra le due formazioni, indipendentemente da questo risultato vistoso, si è visto, e come il Centro Giovani rimane solitario in testa della classifica in virtù della sconfitta casalinga della rotellistica Camaiore con la Pumas per 4-2. E da Roy Lepore è tutto qui dal Palabalzacchi, grazie per la cortese attenzione, a risentirci alle prossime occasioni. Ho detto bene che aveva perso come detto te, quindi è solo